Consideriamo che Venezia possa diventare, deve diventare una battaglia anche simbolica, legata anche con tutto quello che riguarda la lotta contro i cambiamenti climatici. Dal Parlamento europeo al Parlamento italiano, da Roma a Bruxelles, passando per la regione Veneto, l'obiettivo dei Verdi non è solo salvare Venezia, ma trasformarla in un simbolo delle politiche a tutela del pianeta, perché ciò che accade alla laguna di Venezia è per i Verdi un esempio perfetto di ciò che sta accadendo all'ambiente nel mondo, sia in generale per colpa dei cambiamenti climatici che in particolare per interventi in programma come i nuovi lavori lungo il canale dei Petroli. Si tratta di 7.500 metri di pietrame, quindi un intervento molto impattante. Si tratta di un intervento in una laguna che attraverso il canale di Petroli è visto entrare e uscire quantità d'acqua progressivamente più importanti, con uno stravolgimento quindi a livello sia idrodinamico che morfologico dell'habitat, che sappiamo essere protetto anche a livello europeo, della laguna stessa. La capogruppo dell'Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Luana Zanella, ha presentato un'interrogazione sull'argomento, così come la consigliera Cristina Guarda in Regione. Ma soprattutto i Verdi intendono portare l'attenzione su Venezia a livello continentale. Vola Zezzi è segretaria generale del gruppo Verdi Alleanza Libera Europea a Bruxelles. Greca di origine, ha vissuto a lungo a Venezia, per la quale lancia una petizione internazionale. Con i miei deputati al Parlamento europeo possiamo rendere questa petizione una petizione prioritaria, portarla alla plenaria, legata a Venezia e alla protezione dell'habitat. Dopodiché organizzerò un incontro con il commissario Virginijus Sinkevičius, il commissario per l'ambiente, con le associazioni ambientaliste, però anche con i nostri politici, per poter sensibilizzarlo e chiedergli di riprendere questa battaglia.